Una demolizione a più riprese è quella legata all'ex ristorante Principessa Zaira ad Agrigento in via Afrodite. Aveva iniziato il proprietario Giovanni Scibetta a buttar giù una parte dei manufatti, gli unici a suo parere abusivi. Poi sono arrivate le ruspe della ditta Capobianco di Palma di Montechiaro, aggiudicataria della gara d'appalto per la demolizione di immobili abusivi nella zona A del parco archeologico di Agrigento. Una lista disposta dalla procura e dal comune. Domani le ruspe dovrebbero tornare in via Afrodite per demolire l'ultimo manufatto. Siamo in ciò che rimane del Principessa Zaira con il proprietario Giovanni Scibetta. Quasi tutto demolito tranne un prefabbricato di 30 metri quadri, inizialmente nato come biglietteria, adesso era la sua abitazione. Domani aspetta nuovamente le ruspe. Dunque, il comune giorni fa mi ha notificato che venerdì, domani, procederà all'ulteriore demolizione di questo prefabbricato, dove peraltro io abito. Questo prefabbricato è da chiarire che non era incluso nelle sentenze 462 del 92 e 980 del 2007, anche perché la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 1610 del 98, ha revocato l'ordine di demolizione. Lei adesso dove andrà a vivere? Guardi, io se mi abbattono questo fabbricato sarò ospite da un parente. Lei negli anni, perché ha comprato questo terreno 30 anni fa, poi ha iniziato a costruire 5 anni dopo e mano a mano ha realizzato quello che oggi non c'è più, possiamo dire, ma ha provato a sanare. Io ho provato tempo fa a sanare tutto l'intero immobile presentando istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 13 e non ho avuto mai nessuna risposta, sia al comune sia alla sovrintendenza. Noi in osservanza dell'ordine di demolizione per cui si procede, che sono quelli contenuti nelle sentenze 462 del 92 e 980 del 2007, abbiamo demolito i manufatti relativi a quest'ordine di demolizione, lasciando però, conservando quelle parti che erano coperte da altro giudicato penale, nella fattispecie sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 98, che avevano dichiarato di non doversi procedere nei confronti dello Scibetta in relazione a quegli abusi, revocando gli ordini di demolizione. Ed infatti il signor Scibetta ha proceduto alla demolizione autonomamente, avvertendo, diciamo così, invitando e diffidando il comune a non intervenire, essendo appunto, diciamo, ritenendosi conclusa la procedura coattiva di demolizione. Questo non è stato l'avviso del comune, evidentemente anche della procura, che invece sono intervenuti. Purtroppo il discorso, la questione si ripete, si ripeterà, speriamo che non si ripeterà, non so, domani, giorno 23, venerdì, allorquando è stato, perché è stato preannunciato l'intervento demolitorio anche di un prefabbricato, cioè di un locale prefabbricato adibito al tempo alla biglietteria del teatro, per il quale non sussiste alcun ordine di demolizione.